Salve a tutti, sono il dottor Placentino Filippo, sono un cardiologo che si occupa in particolar modo del trattamento delle aritmie cardiache e dell'impianto dei pacemaker e defibrillatori. In questo video vi parlerò del rapporto che c'è tra l'assunzione di caffeina e il rischio di avere delle aritmie cardiache. Questo video fa parte di una serie di video riguardo la prevenzione delle aritmie cardiache che vi invito a visualizzare sui miei canali Facebook, Instagram e YouTube, Dottor Placentino Filippo, cardiologo e aritmologo. Partiamo subito con il dire che abbiamo buone notizie per gli amanti della caffeina, perché gli studi hanno dimostrato che, assunta entro determinati limiti, non aumenta il rischio di avere delle aritmie e in particolare non aumenta il rischio di fibrillazione atriale. Ma ci sono alcune precisazioni che adesso vediamo nel dettaglio. Nel 2015 l'EFSA, l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, ha emesso un parere scientifico sulla base dei dati a disposizione riguardo la sicurezza dell'utilizzo della caffeina. Riporto questa tabella presa appunto dal sito dell'EFSA per ricordare che parlo di caffeina e non caffè, perché anche se è vero che la bevanda più utilizzata in Italia è l'espresso, anche il caffè americano contiene quantità maggiori di caffeina, come la tazza di tè, la Coca-Cola, e una particolare menzione va fatta alle bevande energetiche. Queste bevande energetiche contengono quantità di caffeina paragonabili all'espresso, come anche il cioccolato, sia fondente che non fondente, contiene all'interno quantità di caffeina. Ho menzionato in particolar modo le bevande energetiche perché in Italia uno studio dell'Università di Messina ha evidenziato come il 57% degli studenti utilizza queste sostanze energizzanti. Inoltre queste sostanze sono anche ampiamente usate e abusate anche da parte degli sportivi. Nella tabella sono riportati i dati per le bevande energetiche da 250 ml, mentre la maggior parte delle bevande in commercio sono da 500 ml, quindi queste quantità di caffeina sono da raddoppiare. Possiamo subito sfatare il mito che la caffeina aumenti i livelli di pressione arteriosa, poiché al momento non abbiamo dati scientifici che evidenzino che la caffeina appunto aumenti la pressione arteriosa. Un utilizzo moderato di caffeina invece ha dimostrato di aumentare le performance cognitive, in particolare l'attenzione, la memoria, i tempi di reazione, mentre l'abuso di caffeina è assolutamente dannoso e deve essere evitato. Ora vedremo più nel dettaglio. Abbiamo diversi lavori scientifici che hanno studiato il numero di tazzine di caffè giornaliere da non superare per non aumentare il rischio di avere aritmie e si è visto che questa quantità di tazzine di caffè non deve superare le 3, massimo 4 al giorno. Il consiglio ovviamente è di cercare di limitare l'utilizzo, ma al momento non ci sono neanche dati che ci dicano che si debba del tutto eliminare la caffeina anche in chi soffre di aritmie. Un discorso a parte va fatto però per il caffè non filtrato, perché il caffè non filtrato contiene in particolare una sostanza che è il cafestolo, che aumenta il colesterolo cattivo LDL ed è associato a un aumento del rischio di malattie cardiovascolari. L'abuso di caffeina deve in ogni caso essere evitato perché l'intossicazione da caffeina può portare a sintomi anche gravi che partono dalla nausea, dal vomito, dalla tachicardia, le palpitazioni, in questo caso sì anche aumento della pressione arteriosa, tremori, vertigini e anche dolore al petto, quindi deve assolutamente essere evitata. Diversi studi clinici hanno inoltre evidenziato come l'associazione tra la caffeina e l'alcol potenzi gli effetti collaterali di tutte e due le sostanze, in particolare della caffeina, con un maggior rischio di avere delle palpitazioni. Come già accennato,
per non aumentare il rischio di avere aritmie non si dovrebbero assumere più di 3-4 tazzine di caffè al giorno, ma si consiglia di restare ancora più bassi col numero di assunzione. Il rischio di avere aritmie è stato dimostrato soltanto per numeri maggiori di tazzine rispetto alle 3-4 al giorno, e queste però spesso hanno coinvolto anche persone molto giovani e che non avevano nessuna malattia cardiovascolare, soprattutto dovuto alle sostanze energizzanti oltre che al caffè. Diversi studi hanno inoltre dimostrato come l'associazione della caffeina all'alcol, soprattutto quella contenuta negli energy drinks, può aumentare il rischio di avere palpitazioni e anche vere e proprie aritmie come la fibrillazione atriale, e questo avviene più spesso nelle persone giovani che non hanno nessuna patologia cardiovascolare. Infine, una curiosità. Nei questionari fatti in diversi studi scientifici, diverse persone affette da fibrillazione atriale hanno riportato come la caffeina aumenti nel loro caso il rischio di avere questi episodi di fibrillazione atriale. Questi dati però non sono stati poi confermati su larga scala, quindi al momento non abbiamo un reale motivo per negare l'assunzione di caffeina anche a chi soffre di aritmie. Ovviamente in questi casi è sempre su base personale, sapere i trigger e conoscersi in modo da evitare quelle situazioni che possono innescare le aritmie. Ricapitolando, in questo video abbiamo visto che rapporto c'è tra l'assunzione di caffeina e il rischio di avere aritmie cardiache e in particolare la fibrillazione atriale. Abbiamo visto che entro determinati limiti non c'è un aumentato rischio di sviluppare questa aritmia, e abbiamo visto anche le soglie al di sotto delle quali mantenersi. Inoltre abbiamo visto come l'associazione tra caffeina, sia nel caffè ma anche negli energy drinks, insieme all'alcol, aumenti il rischio di effetti collaterali e quindi deve essere evitata, come deve essere evitato anche l'abuso. Se vi è piaciuto questo video, vi invito a mettere mi piace e a condividerlo. Vi invito a seguire gli altri video della stessa serie sulle mie pagine Facebook, Instagram e YouTube, Dr. Placentino Filippo, cardiologo e aritmologo. Grazie e buona salute a tutti.